siamo riusciti ad ottenere questo grande traguardo, questa grande promozione, un sogno che si avvera e siamo entrati nella storia di questa società che per la prima volta approda in eccellenza, quindi magnifico. Tutti contro di noi davano quel qualcosa in più perché appunto sin dall'inizio eravamo i favoriti, fin dall'inizio il Resultana la squadra da battere, fin dall'inizio, quindi ci sta che quando incontri una squadra come la nostra dai l'anima, anche solo per fare un gol, anche per un pareggio, quindi ci sta. Dico, io sono contento così perché come avete visto oggi noi abbiamo vinto già il campionato domenica scorsa, però abbiamo onorato il campionato come è giusto fare, quindi posso dire che non ci ha regalato nessuno niente, è stato un campionato bello, è stato un campionato importante e ora ci aspetta la Coppa che è un altro nostro grande obiettivo. Il mio pensiero è rivolto a tutte le società che hanno affrontato come il Resultana San Lorenzo grandi momenti di difficoltà per il Covid. Siamo ripartiti secondo me alla grande anche in terza categoria con 30 squadre. Tutte ce la possono fare, ma non è soltanto il campo che dà il risultato trova riscontro anche alle spalle, la dirigenza, i tecnici, il contesto sociale, e oggi è una bellissima festa caratterizzata dalla presenza di tante donne, da tante signore che manifestano la bontà proprio delle persone che compongono il gruppo. È il gruppo quello che fa la differenza, a prescindere dai giocatori può avere tutti i nomi possibili, ma se non è il gruppo di base non se ne vincono campionati e noi sotto quell'aspetto tanta roba. Qua ci sono uomini prima che giocatori e quella alla lunga ti porta a ottenere risultati. Una bella esperienza, una bella realtà fatta di persone serie, di gente che ha voglia di crescere e lavorare. Sono orgoglioso di aver fatto parte e fare parte di questa grande famiglia. Quando sono arrivato già sapevo che il risultato era quello, prefissato, quindi ancora la stagione non è finita, quindi dopo aver festeggiato ora andiamo testa alla Coppa e vediamo di fare la doppietta. Il gruppo, secondo la mia idea calcistica, è la cosa fondamentale in una squadra. Poi ovviamente ci sono in gioco altri ingredienti, se vogliamo dire così, come livello tecnico, livello tattico, però il gruppo secondo me è la cosa fondamentale in una squadra. Raffadali è stata una vittoria importante, però il mio gol ha sicuramente dato la svolta al campionato, il 3-0 niente, è stata quella. Grazie a me, grazie tutto a me, sì, è stato merito mio. Partite fondamentali, Raffadali Casteldaccia, là abbiamo svoltato il campionato. Sei nell'anima, in questo spazio indifeso, inizia tutto con te, non ci serve un perché, siamo carne e fiato. Sei nell'anima e rimani lì per sempre, la notte è tragica ed io mi sento solo tra la gente, ma diventa magica se tu sei qui presente ed il mio animo si agita, crisi di panico latente, la mia mente mi mente continuamente, ma l'amore rende il cuore trasparente, dentro di noi più niente, dentro di noi più niente, sei nell'anima. Ho sposato questo progetto circa 4 anni fa, 3 anni fa, perché poi c'è stata la pandemia, perché ho creduto fin da sempre a questa società, al vicepresidente Locacciato, il presidente Conte, Moceri, il grandissimo direttore Aurelio,
il mister Chinnice, che già l'avevo in passato a Castelbuono. Ho creduto sempre in questo progetto, siamo partiti dalla prima categoria facendo tantissimi sacrifici, poi l'anno scorso c'è stata la pandemia, quindi ci siamo bloccati e adesso abbiamo incoronato questo sogno con l'eccellenza, quindi ritorniamo dove pensiamo di stare. Vado punto e a capo, così spegnerò le luci e da qui sparirai. Forza Resultana, spero di fare bene anche il prossimo anno, vediamo come va a finire. Credetemi, allenare una squadra con questi caratteri, con queste persone che hanno fatto categorie superiori, per un allenatore riuscire a raggiungere un obiettivo importante è motivo di orgoglio. I meriti sono dei ragazzi principalmente, lo dico sempre, l'ho detto sempre, però noi come staff siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Il gioco della squadra è un gioco che comunque ci sono dei principi ben stabiliti, provati durante la settimana, e quando riescono per noi è un motivo di orgoglio, quindi sono contentissimo di come gioca la squadra, ma sono contentissimo del gruppo che si è formato, perché nelle difficoltà che ci sono state, in ogni stagione ci sono dei momenti meno lucidi, più bui, quindi lì si è visto il valore della rosa, il gruppo, la forza e il remare tutti nella stessa direzione, e ci siamo riusciti. Sono entrato a far parte di un organico importante per la categoria, ragazzi veramente di grandissimo livello, sia i grandi che i più piccolini, quindi è stato facile per loro, è stato facile per me ambientarmi e esprimermi al massimo. Per noi questo è un campionato che vale doppio, perché non c'è stata una partita, dico una, dove gli avversari non hanno messo il 300% per cercare di ostacolarci. Basti pensare che qualche pareggio è stato festeggiato per mesi e mesi da qualche società, quindi questo ti fa ben capire con quale spirito ci affrontavano. Per noi questo è stato un motivo, uno stimolo in più, perché sapevamo che dovevamo mettere anche noi il 100% ogni partita per poterla vincere, e devo essere sincero, alla fine ce l'abbiamo fatta. Nell'ultimo mese abbiamo vinto 3 trasferte difficilissime, Casteldaccia, Raffatali, Folgore, che veramente hanno sancito il nostro successo. Vincere non è mai facile e normalmente si ha sempre la paura di non farlo e il rispetto per gli avversari, però nel nostro inconscio sapevamo di essere i più forti e lo abbiamo dimostrato. Sono contentissimo di questa stagione, che siamo partiti da favoriti, ma non è mai facile vincere. Qui questa vittoria c'è tanto sacrificio, allenamenti, voglia di vincere, c'è un grande gruppo e siamo contenti. Adesso ci godiamo questi momenti e poi pensiamo alla Coppa. Veramente tanto, sono contento di aver lasciato oltre comunque, diciamo, le caratteristiche da giocatore, soprattutto oltre il campo, sicuramente anche dei valori umani che secondo me sono la base anche in questo sport, e niente, sono contento. Devo ringraziare anche i miei compagni di reparto, perché comunque giocarsi il posto è sempre stata dura, ma l'abbiamo fatto sempre con massimo rispetto l'uno per l'altro, e niente, è stato bello. La felicità della promozione, e già stiamo lavorando e vogliamo lavorare su questa base, che è una base secondo me già ottima per l'eccellenza, con qualche ritocco importante. Noi non penso che vogliamo fare un campionato anomalo, un campionato per vincere. È stata un'annata veramente ricca di duro lavoro e poi
alla fine chi semina raccoglie, e quindi le emozioni non sono mancate in questo scorcio di stagione. Siamo davvero contenti, abbiamo fatto un lungo percorso durato 6 anni, ma non è un traguardo quello che abbiamo davanti, è un punto di partenza. È una frase scontata e banale, ma è la realtà. Già stiamo programmando quello che è l'anno prossimo, vogliamo fare una bella stagione, non posso chiaramente puntare a vincerla al primo anno, ma non voglio nascondermi, vogliamo far divertire i nostri tifosi e tutte le persone che ci seguono e che ci seguono ormai con interesse. Noi anno dopo anno alla terza categoria a salire abbiamo sempre aggiunto nuove persone all'interno della società, poi chiaramente l'arrivo del direttore sportivo Aurelio Bianco, mio grandissimo amico, abbiamo iniziato a pianificare realmente qualcosa di importante. Insomma, anno dopo anno abbiamo ottenuto dei grandi soddisfazioni, innanzitutto e successi sul campo. ¡Vamos! ¡Vamos!